Facciamo Ganzega oggi? Ma che cosa significa? In realtà fare Ganzega oggi è un modo di dire, soprattutto per dire facciamo festa, ma nel corso della storia, e io di questo ho un ricordo abbastanza recente. La tradizione contadina vuole che la Ganzega era la festa che si faceva al termine di ogni lavoro ed era quella festa, quella cena che i padroni organizzavano come regalo per i lavoratori che avevano trascorso con loro un periodo di tempo medio-lungo, avevano completato una serie di lavori e quindi la Ganzega si poteva organizzare alla fine della vendemmia, alla fine della mietitura. Io ad esempio, come figlia di agricoltori, ho il ricordo della Ganzega alla fine della raccolta delle mele, quando durante l'ultimo giorno di raccolta, e questo avveniva proprio sotto nel pieno del frutteto, le persone si sedevano a terra o sulle balle di paglie e organizzavano questo pranzo. Si divideva tutto quello che assieme si portava e diventava un momento di festa. Ora non c'è più questo modo di ringraziare le persone che lavorano nelle nostre aziende, ma è rimasto nella tradizione contadina il modo di dire facciamo Ganzega, così come dire facciamo festa. Facciamo festa, facciamo chiacchiere, facciamo ciaccole e facciamo sfuressi, e io oggi mi dedico al mio sfuresso che è pane e miele.